di Grazia Deledda, quindi insomma delle cose preziose per ricordare questo appuntamento. E vorrei per ufficializzare questo incontro, questo come dire, ritrovato momento del folklore internazionale, io vorrei il saluto del presidente Tonino Panizzutti. Dov'è Tonino? Allora, eccoci qua, io ti cercavo giù che c'eri già sul palco, non avete fatto l'applauso perché l'applauso è per tutta l'associazione, per tutta la famiglia degli amici del folklore, e quindi insomma, dicevo, appuntamento ritrovato, finalmente eccoci a raccontare di nuovo di cose per cui viviamo, per questa passione forte che vi accompagna da tanti anni. Sì, hai detto bene, la parola più importante è finalmente. Nel 2019 ci siamo lasciati con il nostro festival, purtroppo poi sapete tutti quello che è successo, però la vostra presenza stasera, e vi ringrazio di questo, è la prova che la gente ha voglia di ripartire e ha voglia di riprendersi le sue tradizioni, cioè le sue bellissime tradizioni, perciò insomma questo è diciamo che ci dà forza a continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, ma soprattutto quello che vogliamo ancora fare. Bene, io ho detto che avremmo avuto occasione di fare diversi ringraziamenti, io ne farò alcuni, ma certamente anche tu avrai tanti amici a cui insomma rendere grazie, perché come abbiamo detto una delle parole è la passione, dei sentimenti e la passione, e sono tanti gli amici appassionati che vi sono vicini in questi giorni per questo evento. Ma guarda, io ovviamente oltre i ringraziamenti istituzionali che poi insomma che tu hai già citato, quello che a me mi preme dire è che noi abbiamo avuto tantissimi amici, tantissimi simpatizzanti della nostra associazione che questa sera ci hanno permesso di fare quello che stiamo facendo. Guardate, non sono parole di rito, non sono parole che veramente vengono dal cuore, perché loro, tantissimi di questi amici, ci hanno permesso di fare quello che voi state vedendo e di quello che nel nostro piccolo faremo stasera. Poi un'altra cosa, cioè una cosa importante, che anche quella sembra scontata, ma vi posso garantire che non lo è. Io voglio ringraziare l'associazione, voglio ringraziare le donne, le ragazze, i ragazzi, quelli che i ragazzi non lo sono più, che sono diventati uomini all'interno di questa associazione e che ancora hanno la stessa passione di quando hanno iniziato questo percorso. Io ne sono la riprova, ci sono solamente 46 anni in questa associazione, perciò potete capire quanto grande è la mia passione, ma vi posso garantire quanto grande è la passione di tutti coloro che sono all'interno della nostra associazione. Caro Tonino, io ti chiedo di stare ancora qua un attimo, perché vorrei avere... Cosa abbiamo? Sì, certo. Ah, grazie. Oh, che bello, vedi, anch'io ricevo il mio ricordo. Grazie, grazie infinite, grazie davvero. Sarà uno dei piacevoli ricordi che terrò nella mia cantinetta, dove insomma mi organizzo un sacco di cose piacevoli di letture. Assessore, abbiamo citato l'assessore alla cultura e spettacolo, Salvatore Picconi. Grazie a lei e a tutta l'amministrazione per questo appuntamento, per questa vostra vicinanza. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. La mia presenza è qui per portare i saluti di tutta l'amministrazione comunale, del sindaco Andrea Soddu, ma soprattutto per ringraziare fortemente lo sforzo organizzativo degli amici del folklore, che veramente ho vissuto questi giorni, nelle settimane precedenti, la loro passione per portare qui, e non è cosa da poco, 3 gruppi sudamericani, un festival internazionale che deve essere da viatico e ci deve portare bene per quello che poi sarà la nostra grande festa, la 123esima edizione della Festa del Redentore. Grazie Assessore. Naturalmente buona Festa del Redentore, in bocca al lupo per tutte le attività.